Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, Buonasera. Presidente. Bene, voi conoscete questo signore, vero? È Fabrizio Dettamanti, professor Fabrizio Wow, Dettamanti. professore. Professore anche perché ha lavorato per tanti anni nella scuola, quindi professore in ogni caso, ma per noi professorone, perché è veramente uno degli esperti, forse il più grande esperto di grafia bergamasca, oltre che conoscere la lingua parlata, anche la lingua scritta, perché è autore di commedie, di testi, ha scritto libri e usa il bergamasco esattamente proprio così, ce l'ha sulla punta delle dita, molto molto più di me. Quindi davvero è l'eminenza grigia, dai, diciamocela pure. Ha esagerato un po' No, bugiarda, non è vero. e poi più che sulle punte delle dita ce l'ho Sulla punta della lingua. dovrei averlo sulla punta della lingua, ma Vero. purtroppo quello non ce l'ho. Bene. Potalura anche d'estate ci stasera, perché il me controlla tutto. Controllo le robe. Arriva puntuale. Bene, allora possiamo anche partire. Io mi ero preparata qualche frase, soprattutto pensando ai dubbi del signor Giorgio, che adesso il professor Bettamanti glieli chiarisce tutti, molto meglio di me. Assolutamente. Ah sì, 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 assolutamente. Allora, il signor Giorgio aveva dei dubbi, questo serve a tutti, non pensiate che la faccenda sia solo fra il signor Giorgio e noi, per l'amor di Dio, vale per tutti. Aveva qualche dubbio sull'uso di al e anche qualche altro dubbio, e questo glielo chiariamo subito, sulle parole che in bergamasco sono identiche all'italiano, tipo finestra, tipo minestra. Ecco, lui diceva, per conto mio, io credo, interpreto bene, signor Giorgio? Accendo il microfono. Buonasera. 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 Sì, Mi ha sentito, vero? sì, 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 ho seguito tutto. Sì. E lui diceva, ma per quel che ricordo io, il Francia, per esempio, e il Mora, quando la parola è identica sia in bergamasco che in italiano, No, possiamo anche non accentarla. Io non sono d'accordo, gli ho detto, io sono una zanettiana e l'accento lo metto dove ci vuole. anch'io lo metto Ecco. nei testi dei copioni delle mie commedie, lo metto Ecco, comunque perché, quindi chiarito. ma non è una regola Ferrea. ferrea. Sì, se uno scrive finestra senza la E accentata non fa niente, non è un errore grave, quindi nessuno si lamenterà per questo. Però io che credo che Zanetti sia la Bibbia, dico che dove va l'accento bisogna metterlo, anche se le parole sono le stesse. E poi invece aveva un dubbio più grosso che era quello dell'uso di al. Allora parto subito da lui, ma dopo vi faccio passare tutti. Parto subito da lui e gli dico, per piacere, signor Giorgio, mi traduca questa frase. A mio marito è venuto un callo. E mi dica Un- come lo scrive. sì, un secondo solo. A mio marito è venuto un callo. Sì, Al mio marito al gagni più cal. perfetto. Allora lei mi dica come scrive il primo al mio marito. AL è una preposizione articolata, complemento di termine, quindi lo scrivo al Perfetto. normalmente. Me marit, dove mette gli accenti? Sulla E un accento acuto perché è un aggettivo, Mm. non è un pronome, un Ma anche monosillabo, secondo, eccetera, eccetera. anche Mari- secondo, no? niente. Beh, secondo la regola ehm, zanettiana, come dice lei, andrebbe messo un accento sulla I finale, sulla I, insomma, Per marito. forza. E questa, Anche, certo, per forza. anche perché Sì, non è sì, marito. signora, io l'ho presa a nota, io so che Donizetti, che Zanetti, Zanetti scrive così, so che Mora la scrive così, eccetera, e Rita, io la scrivo poi. come... Ecco, mi perdoni, magari gradirei un vostro parere su questo concetto. Mm, Quando noi scriviamo in dialetto, mm.
scriviamo per gli altri o scriviamo per noi stessi? Se scriviamo per noi stessi, quando io conosco i miei codici, li scrivo e scrivo come sono abituato o come ritengo ragionevolmente opportuno. Ma se scrivo per gli altri, cosa faccio? Allora, io le dico come mi regolo io. Dico, Poi sentiamo il professore che sa molto più di me. sì, poi Io mi regolo in questo modo, anche se scrivo per me stessa, se so che una cosa va scritta in un certo modo, la scrivo in un certo modo. Voglio dire, non è che siccome scrivo solo per me, quando A vuole l'H la salto perché scrivo per me. No, se A vuole l'H perché è il verbo avere, io ci metto la H, anche se scrivo per me. Fabrizio? Io sono d'accordo, infatti anche quando faccio la brutta copia, la stesura delle commedie che potrei fare a meno di perdere tempo a mettere gli accenti, io comunque li metto Anch'io, per abitudine. anch'io. Lei Io, invece, signor Giorgio, è di parere diverso. no, mi sono reso conto che la domanda è un pochino mal posta e mi scuso. Il Sento? discorso è questo qui, che per me il bergamasco di cui stiamo parlando è una lingua straniera. La mia lingua materna è diversa. Io sono scalvino e quindi abbiamo certi suoni, certe aspirazioni dell'H, eccetera, eccetera. Quindi è mal posta la domanda. Accetto quello che voi avete detto e sono assolutamente d'accordo. Bravo. Andrebbe sempre scritto Come? correttamente. a monte sta la scelta. Scelgo Zanetti, scelgo Mora o scelgo Francia o scelgo Sì, così. Ecco. però Grazie, scusate, non voglio rubare tempo e dare noia agli altri. no, Grazie. no. E adesso andiamo avanti perché lei non pensa Sì, che sta dietro allora, la cavallo. eravamo arrivati al Marit, Sì, che è il Gaucal, Vieni sul Cal. Gayit, Eh. GH apostrofo E con l'accento grave, Brave. Egit, nessun accento, scritto così, però sull'accento anche qui come Marit, la stessa identica cosa. Sulla I. Alla Zanetti mettiamo l'accento No, sulla no, I. no, questo è No, obbligatorio, no, Come? non Sì, ci sì, sì, siamo, sì, no, ma è no, giusto, le indicazioni che la signora ci ha dato sono queste, quindi no, no, non ci mettiamo. siamo capiti, non ci siamo capiti. Allora, quando io devo scrivere marito e Sì, uso marito anche in bergamasco, sì, anche se non si usa, però se io dovessi usare la parola marito, potrei anche accettare di non mettere, in questo caso non lo metterei perché è sì, una parola piana, quindi non metterei l'accento. Ma sì. quando io scrivo marit, che non è una parola italiana, è una parola bergamasca, l'accento è indispensabile per Mora, per Francia e per Zanetti. No, perché è una... Perché è mi dispiace, non sono d'accordo, nel senso che Mora e Francia non l'avrebbero mai messo. No, lo mettono sempre Mora e Francia. Signora, io ho frequentato Mora e Francia per parecchio tempo, ho fatto anche dei corsi e le posso dire la signora, oddio, adesso mi scappa, la poetessa, Rita Rossi, no, no, eh, Guariglia, Carmen Guariglia. sì, la Carmen Guariglia, eh, ecco, ho frequentato gli stessi corsi, eccetera, potete fare una verifica, ma non ha molta importanza. Scusate, io sto seguendo il vostro corso e accetto le vostre bravo, indicazioni, però bravo. ecco, abbia pazienza, mi permette di dire che Mora e Francia non, Non accetto. soprattutto Mora non l'avrebbe messo. Allora bisogna fare... No, 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 signora, io sto facendo il vostro corso e accetto le vostre indicazioni. Va bene, Ben andiamo, vengano. andiamo avanti. Grazie. Allora, Parliamo sempre del Callo, che gli sì, fa un male dell'inferno. come? Parliamo sempre del Callo. Ah, Andiamo un'altra avanti. frase? Sì. Sì. Gli fa un male dell'inferno. Alghe fa u mal dell'inferno. Ecco,
mi dica se lei usa preferibilmente umal o önamal e se... Sì, riconosco signora, io tendo a usare la U perché è un'influenza dal mio dialetto scalvino, purtroppo, ma sono d'accordo con lei, mal, che fa mal önamal, perché per quella indicazione, sì. perché male è una parola che si usa anche al femminile, Sì, in questo caso. d'accordo. Al me fa una mal. Bene. Certo. Allora, mi dica il primo al, come lo scrive? A staccato L apostrofo, Bravo. Perfetto. che fa una mal dell'inferno. Perfetto. Adesso bisognerà dirlo al dottore. Mi dica come mette questo bisognerà. Al dottor. Allora, bisognerà, vabbè, la finale per parola tronca. Ma c'è un'altra parola, c'è un sinonimo di bisognerà che noi usiamo bene. Algavrade. Va bene. Questo è un giro. Altro Un'altra? che l'abbiamo usato noi. Algavrade, oppure... Me recordas de chi la urché. Ecco, menda del dottor. me dica al dottor. Merà, perché... ha detto, sì, non ho scritto l'italiano. Mera digela al dottor. Va bene. Come scrive il dottor le? Al dottor? Dottor, per forza, lei vuole l'accento. Per forza. È obbligatorio. E Digel? Io glielo do, non c'è problema. E Digel? Digel, nessuna... Beh, bisogna metterlo sulla I per dare... Certo. Bravo. Ecco, perdonatemi, confesso un'altra cosa. Io tendo poi, quando scrivo io il dialetto, lo scrivo per, soprattutto se lo deve leggere qualcun altro, tendo a metterlo in grado di pronunciare con precisione. Quindi in questo caso l'avrei messo comunque per quel motivo, ecco. Altrimenti salta fuori un digel o cosa del genere. Perfetto. Chiedo scusa. Bravo. Vedo Menec inquadrato. Le do un'altra frase. Dove va lei, ma riferito a una persona di sesso maschile? Dove va lui? Sì, ma provi a pensare a utilizzare andare in senso in maniera interrogativa. In dove va bene? Poi? Dove andà? No, va bene. Stiamo parlando di al. Vede che stavamo parlando di al. Non posso dire indo al lui. Allora, dulga d'andà. No, ma io le chiedo, non posso dire indo al lui. È sbagliato? No, lo posso dire certamente. Bravo. E come lo scrivo in questo caso? Al. Al, dove va lui, al, no. Oddio. Al come se fosse attaccato al? Certo. E ma ci metto l'accento o no? No. No? Perché? Perché se lo metto senza accento è una preposizione articolata. È una preposizione articolata è la più L, quindi al è sulla A. Bravo, bravo. Oddio. Naturalmente. Allora adesso io rispondo che sono quel signore lì che gli abbiamo chiesto dove va lei e lui risponde al negozio. Risponda lei. Potrei dire o go. Anche senza verbo andare. Vo al negozio. Sì, ma perché non serve vo, che non c'è neanche in bergamasco. Tutt'al più do, oppure in do. Al negozio. Ma come scrivo questo al? Al è una moto a luogo, al senza niente, AL. Perfetto. Come scrivo negozio?
Negosse. Mm. Aspetta che me lo scrivo, accenterei la O. Sì, bravo, come? Chiuso o aperto? Negozio, un accento grave. Bravo, Certo. sì. E negozio, quante S vuole? Una S sola. Ah sì? Sarebbe Ah negozio. no, sì, un negozio, 2 S. Bravo. Aspetti, andiamo avanti. A mio fratello il dolce non piace. Al me fradel. Bravo. Il Il dolce o il dolce, dai. dolce, il gapias mia. Il ghepiasmia, sì. Il Al ghe- ghepiasmia. Scriviamo al ghepiasmia. Allora, torniamo indietro. Al mio fratello. Allora, al, Mm, come lo pronuncio, quindi AL, sì. me, pronome aggettivo mio, quindi sì, me. E come si fa? Cioè, cosa ci metto? Ci metto l'accento, non ce lo metto, me lo dica. Non ci metterei niente. Dai? Così potrebbe essere me. No, allora me è l'accento acuto. Bravo. Sì. Mm. Al me fredel. Pradel, no? Fradel, quindi la E grave. Bravo. Mm. Il dolce o il dolce. All dolls, metterei una dieresi sulla O. Sì, o il dolce. No, niente. Dolls, con la Z finale. Ah, sì, dolce. Dolls. Eh, È una parola che non ho incontrato, dolls. li ha incontrato stasera. Però la Dolls. di una S finale. S finale. Sì, non Z. Mm. Mm. Quante S? Una S sola. Oh, sì. Sì. E sulla O lei mi ha detto che metterebbe l'accento o no? Io non ho capito. Dolce. Dolls. Non lo metterei. No? Allora potrebbe essere Dolce. dolce. Allora è un accento, non è dolce, ma è dolce, quindi è un accento acuto. Bravo. Dolce. Attenti. Lei è sulla O No, sempre. ghepiasmia. Ge, No, partiamo dal. al. Mm. Attento, ne? Non piace a lui. A lui. A apostrofo L. No. Oddio, sono fuori fase stasera. Al mia. Non piace, quindi al. A, facciamo che è una preposizione semplice, sta da solo. Sì. Perché non... L come a lui, quindi è un pronome. Quindi metterei L l'apostrofo. Bravo, Perfetto. bravo. Ghepiasmia. Non piace a lui, non piace. GHE. Bravo, senza niente. Senza niente. Pias. Sì. Mi verrebbe di non mettere niente neanche su Pias. Potrei dire Pias. Allora Pias, l'accento acuto sulla I. Ah sì? Pias. No, Pias, as è accento grave. Ma dove? Sulla A. Sulla A, perfetto. Ecco. Mia? Mia sta per no, quindi MIA sull'accento Faccio attenzione. senza nessun accento. Senza nessun accento. Bravo. No, Bravo. non tanto, grazie. Va bene, bravo, mostro di bravura. Allora, signora Angeretti, che la vedo bene inquadrata, ha già dato l'esame di Esperanto? Microfono. Microfono, signora?
attivo l'audio. Brava. No, lo faccio sabato e sono molto preoccupata. Va bene. E per il nostro no? Come? Per il nostro non è preoccupata. Ma amo de più? Va bene. Allora, sono buona con lei. Ascolti bene. Brava, professoressa, brava. Se io fossi capace, scriverei in bergamasco anche la lista della spesa. Va bene? Dai, Tradurre. tradurre. Se io Se me, se, se me, se me föderes o fösbuna, brava, me scrieres la lista della spesa anche in bergamasco. va bene. Va bene, volevo fargli scrivere in bergamasco alla lista della spesa. Va bene, va bene. Sì, va bene. Aspetti però, mi dica come li scrive. Se me fösbuna. Se me Sì, con l'accento acuto sulla E, brava. fös con la dieresi sulla U, pardon, sulla O, quante S? fös, buna, Aspetti un po', quante S? fös, 2S, Ah, sì, perché è fossi, è fös, va bene, sì. buna, ecco, buna è scritto BUNA e non, per me non dovrebbe esserci l'accento perché non c'è buna o buna, ecco, è Buna, buna, però è una parola piana. è una parola piana, Mm. me, Ah, sempre me con la E. me con l'accento acuto sulla E, Scrieres. scrieres, SCRI, E con l'accento grave, S, Scrie? no, scrieres ho detto, Ma scrieres con l'accento grave sulla E, quale? e sull'ultima, Ah, va bene, va bene. scrieres, E quante S? 2. Mm, brava. Perché scriverei è un scriverei non è me scriverei, quindi è un futuro. Ecco, È un futuro? scrieres, È un condizionale, signora Angeli. ecco, perdono, è un condizionale, la gare su. Va bene. Allora, scriverei anche la lista della spesa. Lei me l'ha detta bene, va bene, però io gliela faccio scrivere in un altro modo. La spesa, Della spesa. a, No, aspetti, la lista. ecco, sono un po' tarda. Ecco, po, anche potrebbe essere PO con l'accento grave sulla O, Bravo, Sì. brava, sì, po, va bene. La lista. semplice, Sì, ma mettiamo la, una cosa, aspetti un attimo. Cosa vuol dire questo A? anche, Brava, e siccome noi non possiamo mettere tutte, mettiamo solo A, ma non mettiamo tutte le altre lettere che compongono la parola, abbiamo necessità di mettere un segnino che sostituisce tutte le lettere che mancano. quindi A con l'apostrofo, Brava. Bene. Dai, A apostrofo che toglie tutte le altre lettere, la normale, lista va bene. normale, de con l'accento acuto sulla E perché altrimenti sarebbe de, Ma io posso Ma sarebbe il giorno, o de. o il des potrebbe essere, se io metto, de, ma invece la, della spesa. della spesa. Mm, Accento acuto sulla E perché altrimenti potrebbe essere spesa. va bene, va bene. Quante S? Ecco, quante S su spesa? Una, Brava, va bene. perché le mie spesa, che vuol dire fitta, Brava, è la spesa. brava. Ma le chiedo un'altra cosa. Della, che è la preposizione articolata della, come la scrive lei? De la, aspetti,
Scusa. Della spesa. Ormai già risposto. Della spesa. Brava, sono due Con due parole. parole staccate. Se invece io volessi scrivere del, come scriverei? Del? Maschile. E devo staccarle le due parole? No. Del mio papà. Del mio papà. Va bene, È brava. di lui, ecco, non è staccata. Del. No, è attaccato, va È bene. di lui. Con la Q dell'Asen. La cua dell'Asen. Ha sentito cosa ha chiesto il professore? Signora Angeretti, ha sentito? La cua dell'asen, Sì. la coda dell'asino, Sì. la cua dell'asen. Te lo dice così normale, no? È di lui, no, Partiamo dalla cua. La cua, Mm. la coda, la cua, Come scrivo? non ci vuole nessun accento perché è una parola piana. Ah sì? No, è una parola... No. Ma mi ricordo male, vabbè, sono vecchia. No. Però cua, allora perché devo mettere l'accento sulla U? Perché se no leggo qua. Come? Perché Brava, la cua, certo, perché va accentata la U, la cua del asen. Sì. Aspetti, allora, brava. perché l'asino è staccato, brava. apostofolo asino, del asen, asino, asen. E dove metto l'accento sulla parola asen, se ci vuole? Asen lo metto sulla E perché altrimenti diventerebbe asen. Ma se lei lo mette sulla E, diventa asen. Sulla A. Asen per forza. Brava. Asen. Bravissima. Grazie, ma ho ancora tanto da imparare, prof. Chiedo scusa, non ho capito come scrivete la coda. Cua, come lo scrivete? Con l'accento, con la C normale. Sì. Coda. C-U accentato A. E come mai accentato? Perché Non sennò... Scusi, è una parola piana, normale, per cui automaticamente l'accento va sulla U. A Roma c'è un dittongo. Guardi. Ah, già. Grazie, mi è scappato questo. Sì. Va bene. Allora, andiamo. Quanto dovremo studiare ancora? Andiamo avanti. Voglio vedere un po'. La signora Marisa, che è proprio lì che mi ha acchiappato l'occhio. Signora Un attimo. Brava. Un attimo. Ecco, un attimo. Ci sono? Sì. Perfetto. Due sorelle curiose vanno sempre al balcone. Do sorelle curiose, va sempre al balcone. Bravissima. Adesso vediamo come lo scrivi. Allora, un attimo, prendo, se riesco, carta e penna. Sono bravi. Ma è difficilissimo il bergamasco. Veramente. Molto difficile, perché anche scrivendo i copioni delle mie commedie ogni tanto devo andare a prendere il dizionario e guardare, dico, ma... Meno male che c'è il signor Giorgio che ogni tanto mi dice: ma guardi che lei ha messo l'accento acuto dove ci andava grave. No, signora, non ce l'ho con lei. Sono verifiche che voglio per me. Mi scusi, sono egoista, non sono altruista, non voglio insegnare a lei, voglio imparare io. No, sorelle. Curiose. Abbiamo detto sempre. Aspetti, voglio sapere i sorelle. Allora, i do sorelle, quindi le due,
Fa niente, come mi scrive 2? Do. Do, di, o. Sì, e metto l'accento o non lo metto? Per forza metto l'accento. E che accento metto? È proprio un esame questo. Sì, Due, do. Senti come lo pronuncia, lo dice bene lei. Do, non Sì, do, do. quindi l'accento acuto. Ah sì, Boh. do, Do, do. do. Accento grave, ok. Se non è zuppa è pan bagnato. Brava. Allora, sorelle. Sorelle, Mhm. dove metto l'accento, giusto? Sì, sì. Non ho altre curiosità sui parenti. Sorelle lo metto sulla prima E, Sorelle, brava, sì. E ok? che accento mette in questo caso? Metto l'accento grave, Brava. sì. ok? Lei, curiose. Curiuse, scrivo Mm. meglio, curiuse, metto la dieresi sulla U. Sì? Prima di Cu- tutto mi dica quale U, perché curiu- Sulla seconda. allora io dovrei dire curiose. Ah. Sì. Invece di curiose. Ok, curiu, l'accento acuto sempre sulla U. Accento acuto o grave sono identici perché Vabbè. l'accento solo. Non la possiamo né chiudere né aprire. Però lei lo metterebbe qua l'accento? Curiuse, se non lo metto sulla seconda U non lo devo mettere neanche sulla prima. No, beh, sulla prima, ma cioè, Quindi curiuse, cioè in realtà lo leggo così, curiuse. brava, brava. Però adesso qui il signor Giorgio mi potrebbe dire, ma scusi, per la Q lei me l'ha fatto mettere sulla U e adesso non me lo fa mettere più? E ho ragione io, perché dico che Mm. da una parte abbiamo un dittongo dove noi Dal- dobbiamo per forza mettere l'accento sulla U perché è UA, e invece qui abbiamo uno iato e c'è la I, I-U, viene prima la I e quindi la U possiamo lasciarla stare. ok. Perciò curiose, va bene così. Però se lei la volesse accentare, Potrebbe, nessuno si lamenterebbe. ok, va Tranne bene. va bene. Cosa lei curiose? Vanno, i va. I va, Come lo scrivi? vanno, i va è una sola parola. Ah sì, i va tutto insieme? No, i va, loro vanno. Quindi, Quindi i lo lascio da solo. brava, Va brava. è il verbo, Sì, andare. Quindi, quindi va accentato la A. brava. I va, sì. Sempre al balcone. Semper Sì. Metto l'accento se serve. è la stessa cosa di sopra. No, semper. Semper, non mi serve niente qui. Ah sì? Allora potrei dire semper, semper, Ah. Allora Dai, metto l'accento sulla E. quale? Ma siete proprio curiosi tutti e due. Vogliamo sapere. Semper? Non ho neanche l'aiuto dal pubblico. Lo sento, stasera non c'è nessuno. Metto la semper sulla prima E. Brava. E che Esatto. accento mette? Chiuso o aperto? Semper aperto. Va, Bene. perfetto. Che è quindi grave. Ok. Balcone. Balcù. Al balcù. No? Al balcù, sì. Come scrive quella al di balcù? Semper al balcù. Come scrivo? Al balcù. Eh,
Alba, al, brava. Con ok. qualche accento? Non mi verrebbe nessun accento. Ah, però Balcù invece? Balcù Mm, sicuramente ha l'accento sulla U. brava. Ma grave o acuto? Balcù Mm, è grave. per forza, Balcù, perché acuto ce l'ha la U. no. Ah, quali sono le due vocali che hanno l'accento acuto e l'accento grave? Eh, Aspetti che guardo gli appunti. Mi dica lei. A, come la pronuncia lei aperta? A, E chiusa? ancora A. Brava. Adesso prendiamo la E. Come la... La E può essere aperta e chiusa. Brava. E quindi una vocale l'abbiamo trovata. Adesso Ok. abbiamo la U. La U Eh, è poi sempre la U. bravo. La I? Eh, la I è sempre la I, non faccio niente di più di meno. La O invece può essere sia aperto, sia grave che acuto. Brava. E allora quali sono le due vocali che possono essere aperte o chiuse, cioè gravi? E o O. Brava. Oh, Basta ragionare, giusto? oh, così mi piace. Grazie. Non ho finito con lei, eh. Va bene. Per guardare se c'è qualcuno al cancello. Sono Mm, curiose che vanno sempre al per guardare, sì, per guardare. Aspetta che la sto scrivendo, se tranquillo. c'è qualcuno al cancello. Per guardare se Georg al cancello. Ah, mi dica adesso come scrive tutto. Per? Allora, lo scrivo così. Sì, brava. Per guardare, Mm, con mm, l'accento sulla A, sì. Quale A? sull'ultima A, Certo. Sì. ok? Se Brava. GHE è Tu sempre... aspetti un po'. Ah, Vuol dire a lui, a lei, a loro? no, non ho capito. Per guardare se Sì. Se ghe, Ge, come lo scrive questo ghe? io al Gerg Mm. o Gerg, al Gerg, Non fa niente. Lei mi dica come scrive ghe. GHE. Ma come? Ah, beh, Attaccati? tutto attaccato, sì, scusi. Tutto attaccato? Tutto attaccato allora vuol dire No, a lui, me. no, GH, Oh, staccato è. sì, ma GH poi cosa ci vuole? Ci vuole quella che non mi ricordo come si chiama, apostrofo. Brava. Allora, GH con l'apostrofo e poi è, come lo scrive? È con la E accentata, Come? Grave o acuta? acuta, Ah sì, ghe. che è grave. Ah, brava. Allora, questo g sostituisce, o meglio, traduce la nostra C italiano. C'è qualcuno. Sì, ok. Va bene. Ergü. Ergù con l'accento sulla U? Ah sì, ergù. Io ho detto ergù. Non so No. cosa ho detto. Ergù, quindi con la E, con l'accento... Ah sì, Ergu. ergù. Ergu. E allora è scritto così e basta. Ma senti, Ergu. esiste una vocale che dice Vergù. U. Che vocale è? Esiste La- il bergamasco U.
In italiano non c'è. In In italiano, italiano non c'è. ma in bergamasco sì. Perché cosa vuole sopra di lei? Ha un cappellino. La dieresi. Eccola Oh, lì. brava. Ergu è una vocale celtica, abbiamo studiate quelle lì. Sì, Vero? sì, sì, sì. Al cancel. Come Al, dice quella. al, Mm. al è scritto così. Al, Brava. al cancel. Mm. Cancel. Mm. Cancel. Io non ci metto niente. Cancel. Dico cancel. O cancel. O cancel. Invece devo dire cancel. Quindi devo mettere sulla A. Ah sì, cancel. Cancel. Va bene, cioè, non c'è molto da fare alla fine. Allora, Sulla E metto un accento grave. brava. Oh, fantastica. Bravissima. È più facile parlarlo il dialetto Sì. che... Beh, parlarlo e tradurlo credo che sia almeno molto più semplice che scriverlo sicuramente. Oh, va bene. Però è una bella sfida, eh. Ma siete bravi, io ve l'ho detto, siete bravi, perché E insomma, bravi, no, parlo per me ovviamente, ci sta una distanza chilometrica dal brava al sufficiente, dai. parola d'onore. Allora, anche solo per la costanza, ragazzi, davvero. Vediamo un po' la signora Anna. Grazie comunque. Grazie a lei. Grazie. Vediamo, no, sotto Marisa c'è Anna, va bene. Buonasera. Buonasera, cara. Andiamo avanti con le traduzioni? Sì, adesso all'Ocia, quindi. A mia mamma piace svegliarsi quando spunta il giorno. Allora, adesso scrivo, A mia madre che piace des das for quando al verde. Sì, e adesso però le domando, dopo mi dice come le scrive queste cose, però io le domando, potrei usare al femminile il nome giorno? No, perché il de è il de, basta. Del bu. Quando io vedo una persona che mi viene incontro e dico ada che riala de, non dico ada che rial de, vero? No, infatti, perché Ada che riala de, alla de, giorno è uno di quei nomi come mal che abbiamo visto prima, che si può usare sia al maschile che al femminile in certe accezioni. In questo caso, punta la de. ok. Invece, me che è su del serie, di che nutra roba. Lo so, ma anche però giustamente ma di che amistà che ste regole, che sto le giuste. ma questa è una cosa in più, perché non è sbagliato dire al de, non è sbagliato dire il de, però si può dire anche la de, e io, siccome ve l'avevo detto, ho detto vediamo se qualcuno si ricorda, ma non è sbagliato quello che dice lei. Allora, a mia mamma piace svegliarsi. Allora, la mia mamma Ferma, sì, ferma lì, mi dica come scrive. A da solo. Brava, perché è una preposizione semplice. Esatto, la sì. Da sola, ovviamente, me con l'accento acuto. Sì. Mamma rimane mamma e basta. Piace svegliarsi. Ge pias, allora, GH apostrofo E. Ah sì? No. No, perché questo a lei. A lei, allora tutto attaccato. Perché quello che avrebbe scritto lei, ge, cosa vuol dire? Come lo traduciamo? Quello che ho detto io praticamente c'è. C'è, brava. Invece in questo caso noi dobbiamo dire a lei, ge. Va bene. Pias? Pias con doppia S e sulla A l'accento grave. Ah sì? Allora aspetti. Su cosa? No, Su cosa lo mette l'accento lei? Sulla A.
brava, ma lo mette grave o acuto? Stia attenta bene, Grave. Pias. perché invece la acuta lei come la scrive? No, la mochela. Ah, brava, Raffaella. Improvviso la vostra profe. Ma, ma la mia è la prima volta che borledenne. Beh. A se vuole detto. Queste cose da ricordare. Vi conosco mascherine. Allora, des das. Des das, allora ha scritto des das con la A, in questo caso grave, l'accento, E acuta non c'è, l'abbiamo detto. non c'è, quindi è ancora uguale. Beh, des das. Quante Des S das, in fondo? 2. Ah sì? Des das. No, allora me la lascia lì a domani. Quando Riflessivo, è riflessivo sempre. vuole una S sola. Des das, ardas, portas. Quando c'è un riflessivo sempre una S sola. Vestis, se l'aveva detto, le radici anche, tra l'altro. Va bene. Allora, des das, quando? Quando rimane quando, quando al velde, possiamo dire così, Sponta. li sponta. Quando allora, ali sponta o li sponta? Li sponta o anche sponta, come vuole lei. Potrebbe essere L apostrofo? L apostrofo? Li sponta, va bene, perché abbiamo necessità, allora in questo caso, di mettere una vocale. Non potremmo dire sponta. E sponta, non metterei niente a questo punto. Ah sì? Allora io potrei dire sponta. Allora sponta bisogna far diventare acuto. La O. Quando li sponta, cosa? All Bene. o L proprio. Sì. De questo caso bisogna accentarlo perché altrimenti potrebbe essere die e quindi nel senso che bisogna mettere l'accento grave o acuto? Acuto. Brava, perché sennò sarebbe Esatto. Brava, bravissima. Va bene, vediamo qualcun altro. Alessia, credo. Sì, perché l'ho saltata prima. Alessia, eccomi. Pronti? Guarda che arriva Piero. Arriva dal lavoro. Allora, un momento che la scrivo. Ok. Allora, Varda che riva. Scusi, non ho sentito. Arda o Varda, sì? Che? Riva. Riva? No, non esiste in bergamasco. Il Ria. E poi il Ria, perché lui arriva. Egli arriva. Che il Ria, Piero. E adesso arriva dal lavoro. Il Ria dal Laur. Da Laura. Va bene, qui abbiamo qualche difficoltà in più, però dai, proviamo a vedere come le scriviamo queste cose. Allora, Varda. Va bene. Guarda, rimane così. Sì. Che. Sì. L'Ria, L apostrofo, R-I-A. Ma dove mette l'apostrofo lei? Prima o dopo la L? Dopo. Brava, va bene. Ria, mette l'accento o non lo mette? Lo metto sulla I. Sì, va bene. Va bene. Okay. Potrebbe Piero. anche metterlo, ma va bene. Metta sulla I. Piero. Sì. E il Ria uguale.
No, un momento, Piero. Ok, Piero, l'accento sulla E Sì. Grave o acuto? acuto, Brava. Piero, va bene. ok. L'ria No, come io in questo caso, al ria. al ria. Mm. Ok, quindi lui arriva Sì, quindi, a staccato l'apostrofo. brava. Il ria Via. come prima, Mm. dal rimane uguale, Qui io non sono proprio d'accordo. Qualcuno le direbbe sì, va bene, ma no, perché il complemento di moto dà luogo, in bergamasco Si non preferisce. vuole, ecco, non vuole la A, ma vuole la E. Come Laura. Laura, brava. Raccomando, ricordatevi queste cose. Poi se mettete dal Laura, va bene, nessuno vi dirà niente. Qualcuno lo usa. Ecco, qualcuno lo usa anche fra i grandi, quindi anche Zanetti, signor Giorgio, usa dal Laura, N dal Laura, però a me non piace. Per esempio Francia usa del, N del Laura. Vede che Anche il dizionario di Tiraboschi. Sì, anche Tiraboschi da dal, quindi va bene. Io preferisco del, però non è tassativo, quindi può andare bene anche dal Laura. Laura come lo scrive? Con l'accento sulla A finale. Brava. Grave o acuto? È lo stesso perché la A ne ha solo uno. Brava, bravissima. Allora, vediamo adesso. Arianna. Dov'è l'Arianna? Eccomi. Brava. Ecco. Le faccio fare una cosa carina. Mi legge? Semplice, prof. Semplice, ma certo. Mi legge qualche strofa dalla Maiada? Sì. Che è di Silverio Signorelli, ricordiamoci che stasera non c'è perché non stava benissimo, ma vi manda i suoi saluti e quindi io porterò i vostri a lui. Ok. Mm. Tre amis de puntida i fe troa per la strada. Ah e sì? tra lui... Ferma mia cara. Allora, triamis de puntida, perché sulla U c'è una dieresi. I se troa No, per la strada. no, non c'è scritto i setroa, c'è scritto i setroa. Accento sulla C'è l'accento sulla O. Per la strada Mm. e tra loro i confida Mm. de fa una maiada. Mm. Avanti. Al diso ol bugada me so che in borgada. Borgada. L'osteria la... Scusi, non ho sentito. Va bene, va bene. Ah, ok. L'osteria la posada. Passada, che vuol dire passata. Ci sono molte frasche da noi che si chiamano la passada, perché generalmente si trovano sui colli dove c'è Esatto. un passaggio. La passada. Le be nominada. Brava, torniamo indietro, traduciamo. Sì. Tre amici di Pontida si sono trovati per la strada. Non si sono trovati affatto. Se io volessi dire si sono trovati, come direi? I se troad. I se troac per la strada. Invece in questo caso è un presente, i se troa. Per la strada. E tra loro si confidano, no? Confidano, cioè dicono fra loro, si dicono. Andiamo a fare una mangiata. Andiamo, non c'è. Si confidano di fare una mangiata. Brava. Al dise...
Dice il Bugada, giusto? Sì, benissimo. Bugada è un cognome, è bergamasco, è abbastanza Sì. diffuso. Ti sarebbe detto anche con la U magari. Io so che in Borgata l'osteria La Posada, Eh? No, scusi, non l'ho è sentito. ben nominata. Aspetti. Mi ritorna Mesoca in Borgada. Mi traduce Mesoca in Borgada? Io so che in Borgata Io so che in Borgata, sì, nel borgo, l'osteria La Passada sì. è ben nominata. Brava. Bravissima, brava Arianna, che qualche fatica l'ha fatta, ma sta diventando brava davvero. Andiamo. Vota su The Lord. Non ho capito, cara. Vota su The Lord. Delod, che cosa vuol dire? Sono di Lodi, sono di Ah, Giana. so Che fatica. Lodi rimane uguale, perché se no dovessimo cambiare tutti i nomi dei paesi e delle città saremmo freschi. No, Lodi, va bene. The Lodi. Allora, vediamo un po'. La Arianna mi ha parlato. Oh, la signora Aurora. C'è? Sì? Sì, cara, la signora Caramba. parla francese e deve tradurre dal francese all'italiano. No, io non sono francese. Ah no, ho sbagliato. Scusi, sì, ho sbagliato. Mi scusi, signora Aurora. Va bene, andiamo avanti. È arrivato il Cereda. Mi scusi tanto. Arrivato il Cereda, che bella trovada, la va festeggiata a con buona vida. Alla sera fissata, i se trovan tavolada, o il Cereda e il Bugada insieme al Doneda. Avanti, mi piace. Lo ster della passata, a tavola parada, il ghedà alla brigada o il menù de giornata. Avanti. Poi turna a bandida de ognu della brigada, per sai cosa al grada del menù de portata. Torniamo indietro e traduciamo. Ok. Ribatte il Cereda, Mm, che bella trovata, va festeggiata anche con una buona bevuta. brava. La sera fissata si trovano alla tavolata il Cereda e il Bugada insieme al Doneda. Sì. L'oste della passata con a tavola imbandita Mm? dà alla brigata il menù della giornata. Perfetto. Mi dica una cosa, perché non c'è un accento da nessuna parte, è giusto, eh? Ma perché? Perché sono piane? Perché sono parole piane. E per esempio, nel caso del Cereda, vorrebbe l'accento il Cereda? No, perché è un nome. Va bene, hai ragione, brava. Io le ho detto, ho detto anche l'altra volta, non tocchiamo i cognomi, li lasciamo come sono, quindi non mettiamo accenti. Però, Mhm. se non fosse un cognome, un nome proprio, Beh, vorrei l'accento Cereda, sì, perché la E potrebbe essere aperta o chiusa. benissimo, sarebbe aperta o chiusa secondo lei? Chiusa? Cereda? Chiusa. Cereda, brava, ma è la prima o la seconda? Accenterebbe se dovesse accentarla. La seconda. Brava. Una è chiusa. Brava, bravissima. Abbiamo ancora 3 minuti e qualcun altro. C'era da tradurre anche Sì. l'altro quartino. È vero, è O vero. al turno a bandita. Turna Sì. bandita. Dai. Poi torna a proporre a ognuno della brigata per sapere cosa gradisce, cosa gradiscono del menù di portata. Ecco, turna a bandita non è proprio proporre, ma è rivolgersi. Ok, Ripete la domanda, vuole sapere bene. ok. Richiede. Va bene? Sì? Abbiamo ancora 2 minuti esatti e quindi chiedo alla signora, aspetta, Aurora l'abbiamo sentita, Carmen, c'è Carmen? Sì, ci sono. Brava, Sì, ci sono. brava, va avanti, Ok. parla al Può alzarmi un attimo. Ecco. Ok, allora.
Dunque, di portare. Al parla il cereda, a me una frittata, invece al bugadal va bene una costata. L'è sempre malata la panza al doneda e a cura del gheda al völla panada. Della gheda. Il padrù della passata al taquil da un'oggiada, col sedana grattata sulla crapa pelata. Bravissima, Traduciamo, allora, dunque, parla il cereda, per me una frittata, invece per il bugada va bene una costata. È sempre ammalata la pancia del doneda e per curarla, Gheda voleva dire grembo, giusto? O non ricordo male. Per curarla ci vuole la panada, non so tradurla in italiano perché è comunque questo pane giusto, cotto, eccetera. Pancotto. Il padrone della passata dà un'occhiata al taccuino dove ha segnato le ordinazioni, poi si dà una grattata alla testa pelata. Benissimo, brava. Io direi che purtroppo siamo arrivati, il tempo è scaduto, le persone che non hanno sentito le sentirò la prossima volta, quindi nessuno mi sfuggirà, spero. Proprio si deve torturare. Siamo ringraziati. No, peccato che il tempo voli via così veloce, è troppo bello quello che stiamo facendo. Allora, Fabrizio Dettamanti, noi lo ringraziamo tanto per la sua... Grazie mille. E vogliamo sentire che cosa ne pensa, però. Prendiamoci qualche minuto per sentire il giudizio. Beh, diciamo che si sono date molto da fare, anche se non tutte al primo istante, ma poi con ragionamento ci sono arrivate a trovare questi accenti che sono così difficili nel nostro dialetto, ma che sono importanti nella scrittura. Ecco. Assolutamente. Quindi, però grazie. Bene, promossi tutti, promossi sicuramente. Perfetto. Grazie al professore, grazie a voi perché siete stati come sempre presentissimi. Noi ci vediamo la prossima settimana e lì ci saluteremo. Intanto ci salutiamo. Bravissimi tutti. Buonasera, grazie. Grazie, buonasera. Grazie, Buonanotte a te.